in 13 al via per questa bella prova per 5 e 6 anni. Corsa incertissima. 1 Beyoncé Jet, 2 Aruba Cup, 3 Azzurra Tab, 4 Brivido Rich, 5 Bono Jet, 6 Allocco Jet, in seconda fila 7 Annina, 8 Bluff dei Greppi, 9 Birbadal, 10 Alberetta Cla, 11 Borg Griff, 12 Baciga Lupo Font, 13 Annie Pan. Corsa incertissima, favori divisi tra Aruba Cup, Bono Jet, Bluff dei Greppi, gli altri a quote un po' più alte, ma corsa che comunque ha tanti possibili protagonisti. E la macchina li lascia con veloce Bono Jet insieme a Brivido Rich, mentre sbaglia Aruba Cup. Numero 2, Brivido Rich in vantaggio, Bono Jet che cerca di sfilare mentre parcheggia Allocco Jet avanti ad Azzurra Tab. Insiste Bono Jet all'attacco di Brivido Rich e sembra ottenere il via libera dopo 200 metri di corsa passati in 15. E così Bono Jet in vantaggio, in seconda posizione Brivido Rich, in terza c'è Allocco Jet, mentre muovono con decisione dalle retrovie, in particolare Alberetta Cla anticipa le mosse di Annie Pan che è in terza ruota. I primi 400 se ne vanno così in 36, con Bono Jet che è in vantaggio nei confronti di Brivido Rich, di fuori Annie Pan. Ora il cronometro scatterà sul passaggio di Aruba Cup che è avanti a tutti ma è squalificata, c'è 45,8 per i primi 600 metri di corsa, con Bono Jet sempre in evidenza. Di fuori Annie Pan, in seconda pariglia è sempre 7, il Annina, 10 di Alberetta Cla, viene in mezzo alla pista Borg Griff, 1-1 per la metà gara, con in vantaggio Bono Jet, Annie Pan di fuori, Borg Griff che persevera in terza corsia, il chilometro se ne va in 1:16,5 con Bono che continua a controllare. Brivido nella sua scia, Annie Pan che sul passo continua di fuori mettendo in mostra il suo tamburo. Borg Griffin, terza corsia costante, di là c'è un 14,8 e Bono Jet è in vantaggio. Brivido Rich sempre nella sua scia, Annie Pan inizia a calare, Borg Griff è sempre lì appeso, provano a venire via anche gli attendisti con Birbadal in quinta ruota. La retta arrivo per Bono Jet che è attaccato da Brivido Rich, va di dentro invece Allocco Jet, Bono in vantaggio, Brivido che prova a sferrare un altro attacco, di dentro Allocco, Bono Jet fin sul palo, mentre per il secondo posto Brivido Rich e Allocco Jet sono molto vicini. 29,7 ad arrivare Maurizio Giordano in sediolo a Bono Jet per il training di Natale Cintura e la scuderia Crazy Doctors. La vittoria in coast to coast del numero 5 di Bono Jet, secondo è Brivido Rich, terzo è Allocco Jet, 5-4-6 l'ordine d'arrivo probabile della quarta dal Savio di Cesena. Bella vittoria in percorso di testa per Bono Jet e Maurizio Giordano.